Vicenza, dove c'è uno sportello autismo considerato un modello da esportare. Bene, le associazioni dei familiari si dicono preoccupate. Sentiamo perché. Da Luca Colombo. La legge di stabilità vieta dal prossimo anno scolastico il distacco di insegnanti su altri incarichi. Vale anche per lo sportello autismo appoggiato all'ufficio scolastico territoriale, l'ex provveditorato agli studi di Vicenza. Il servizio però non verrà soppresso per questo, assicura la direttrice generale per il Veneto del Ministero dell'Istruzione, Daniela Beltrame. Raggiunta per telefono, dichiara che troverà un'alternativa all'insegnante coordinatore. Le associazioni delle famiglie di alunni con disturbi dell'apprendimento mettono le mani avanti. Presso la Fondazione Brunello a Vicenza convocano una conferenza stampa. A dire la loro preoccupazione sono Autismo Triveneto, ANXA Veneto, Associazione Genitori di Persone con Autismo, il Comitato Vicentino Handicap, la sezione vicentina dell'Associazione Italiana Dislessia e FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Temono che l'esperienza accumulata dal 2007 vada dispersa. Lo sportello affianca un centinaio di famiglie. È un riferimento per la formazione degli insegnanti di sostegno. Questo lavoro verrà perso, si tornerà all'inizio di quando le famiglie erano allo sbando, gli insegnanti stessi erano allo sbando perché non si sapeva a chi rivolgersi per far formazione. I dirigenti scolastici di zona hanno firmato un appello consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio Renzi. Questo modello il Ministero della Pubblica Istruzione l'ha preso proprio come modello da replicare in tutta Italia, ma questo modello non si può mantenere se non c'è una figura che ha questo ruolo di coordinamento, che sostiene questo modello, è fatto da una persona alla fine.